Gli incontri per strada dove gli immigrati portavano soldi in contanti, 2000 euro, per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, una somma che serviva a produrre contratti d'assunzione e buste paga falsi. Le immagini degli scambi di denaro che hanno incastrato un'associazione a delinquere con reti in tutto il Veneto e che in pochi anni, approfittando della sanatoria 2020 del decreto flussi, era riuscita a rilasciare permessi di soggiorno per 77 stranieri che di fatto non ne avevano i requisiti e che ora sono indagati. A capo dell'organizzazione un 58enne di Monselice e un 50enne di Portoviro che sono stati arrestati. Erano loro che entravano in contatto con gli extracomunitari che reclutavano mentre erano in coda agli sportelli degli uffici immigrazione. E dopo io devo andare a beccare la sera ci vengono di merda. Una bella vita di merda anche loro comunque. In giro tutta notte così, per prendere cosa, poi 100 euro, 200 euro. Ma perché come fanno? Mi contattano? Sì, è lo che faccio. L'associazione criminale operava a Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Vicenza e anche fuori regione, tra Parma, Ferrara, Rimini e Ravenna. I due arrestati fornivano dietro pagamento la documentazione necessaria. Insieme a loro un 48enne di Fiesco Umbertiano, ovvero il datore di lavoro fittizio che accompagnava gli stranieri negli uffici pubblici delle questure di Rovigo e Ferrara. Coinvolti nell'organizzazione criminale anche due professionisti, un 57enne consulente del lavoro di Portoviro e un 48enne di Padova, legale abilitato in Spagna. Per entrambi è scattata la sospensione professionale per 6 mesi. Il consulente metteva a disposizione le proprie credenziali di accesso alle banche dati dei vari enti pubblici. L'avvocato gestiva le pratiche negli uffici immigrazione e nelle prefetture. Insieme al 58enne di Monselice era già finito in un'indagine della squadra mobile di Padova. Questa inchiesta era partita alla fine del 2020 durante gli accertamenti su dei documenti presentati da un cittadino nigeriano, da qui poi le ispezioni nelle società dove avrebbe dovuto lavorare, nel Rodigino, in provincia di Ferrara e a Quarto d'Altino, ma degli impiegati non c'era mai nessuna traccia.